Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati. Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ormai avete già visto il titolo di questa puntata, ovviamente noi abbiamo e trattiamo in ogni puntata delle tematiche diverse per quanto riguarda questo momento difficile che sta attraversando il nostro paese e anche il mondo intero. Ovviamente l'abbiamo trattato sotto un profilo sanitario, nelle ultime puntate lo stiamo trattando sotto il profilo economico, tant'è che il Conte pochi secondi fa, il Presidente del Consiglio, ha diramato tutti i soldi che darà a tutti gli italiani. Staremo a vedere se ciò accadrà, ce lo auguriamo davvero di cuore, poi vi spiegheremo man mano quello che ha detto. Invece questa sera parleremo di una cosa che tutti hanno tralasciato, per cui abbiamo parlato del lavoro, delle parrucchiere giustamente, dei ristoranti, di tutti quelli che sono in grandi difficoltà, in grosse difficoltà, del turismo perché sono tutti in difficoltà, e abbiamo tralasciato lo spettacolo. Lo spettacolo è ovviamente anche un divertimento, anche un fatto culturale, un fatto che interessa ovviamente tutta la popolazione, non solo italiana. Ecco, questa sera abbiamo deciso di capirne di più, di cercare di far ritornare anche i teatri e gli spettacoli con la gente, e cercheremo soprattutto da capire e da vedere quando inizierà questo ritorno alla normalità o alla quasi normalità. Ne parleremo con i nostri ospiti, con molti collegamenti, con artisti, con cantanti, quindi rimanete con noi perché sarà davvero una puntata molto interessante. Presento già gli ospiti con Giampiero Beltotto, Presidente del Teatro Stabile del Veneto. Buonasera, grazie Presidente. Buonasera. Saluto Valeria Argenton, Zed Live, grazie Valeria di essere con noi, e anche Fortunato Ortombina, che è sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia. Grazie davvero a tutti. Siete stati molto gentili di essere intervenuti questa sera. Saluto Elisabetta Corazza dalla redazione. Buonasera Elisabetta. Buonasera a te Giorgio, benvenuti ai nostri ospiti e a chi ci segue da casa. Ricordo che possono intervenire direttamente in trasmissione se ci telefonano allo 049 80 777 53, oppure possono farci tutte le domande che vogliono mandandoci SMS al numero 345 33 41 171. Ecco, noi cercheremo di passarne il più possibile. Ovviamente le altre volte i nostri telespettatori si arrabbiano perché non riusciamo a mandarli tutti, perché davvero sono tanti, però cercheremo di accontentarli in questa serata. Saluto Denis Maran. Buonasera Denis dalla redazione 2. Buonasera Denis. Una buona serata anche da parte mia. Come di consueto, Giorgio, cominciamo con i dati nazionali che riguardano il contagio nel nostro paese. I casi totali di coronavirus sono 222.104, 888 in più nelle ultime 24 ore. I malati calano, quasi 3.000 malati in meno, il totale attualmente è di 78.457, crescita importante anche da parte dei guariti che sono 112.541, i deceduti purtroppo superano quota 31.000 e salgono quindi a 31.106 totali. Andiamo a vedere anche i dati relativi al contagio in Veneto, dove i casi totali invece sono 18.823, anche qui continua la discesa sia dei malati, che sono 4.953, che dei ricoverati, tanto quelli in area non critica, 15 meno per un totale di 630, così come quelli in terapia intensiva che ora sono 66, 16 dimessi in più nella giornata odierna che fanno salire il dato totale a 3.093, ci sono stati purtroppo però anche 15 decessi che hanno fatto salire il dato totale a 1.727. Giorgio, se tu mi concedi e mi lasci la linea, io ne approfitterei anche per darvi degli aggiornamenti, perché insomma ha parlato il Premier Conte nella serata odierna proprio pochi minuti fa. In realtà la conferenza stampa è ancora in corso perché attualmente stanno parlando i ministri. Insomma, il tema è quello del tanto atteso decreto rilancio che finalmente è arrivato, è giunta l'ufficialità, e quindi Conte ha fatto una rapida carrellata di quelle che sono le norme più importanti a favore ovviamente di cittadini, lavoratori e imprese. Io vi dico subito che sono moltissime, di conseguenza vi
invito comunque a seguirle poi nel crawl che vi abbiamo messo in sovraimpressione, però ovviamente poi ve ne daremo ampio conto anche nel nostro sito, nei nostri social e ovviamente nella nostra pagina Facebook. Allora facciamo un po' di ordine. Io direi che sicuramente una cosa da tener conto è il reddito di emergenza, che Conte ha annunciato che sale da 400 a 800 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro, e poi ancora annunciato Conte, rinviamo tutte le ritenute IVA, INAIL, le cartelle esattoriali a settembre, quindi anche questo è un importante rinvio, e poi 600 euro subito per gli autonomi, che dovrebbe arrivare con estrema velocità, perché verranno erogati a chi ne ha già beneficiato e poi verranno integrati successivamente per arrivare fino a 1.000 euro. E poi ancora quasi 16 miliardi per le imprese, che verranno erogati in varie forme. Per le più piccole addirittura arriveranno sostegni a fondo perduto, come molti chiedevano, e poi niente pagamenti di TOSAP per bar e ristoranti, quindi la famosa tassa per il suolo pubblico che insomma esenterà dal pagamento i pubblici esercizi. Verranno rinnovati per quanto riguarda le famiglie i congedi parentali fino a 30 giorni nel settore privato, e poi una serie di ufficialità su alcune norme di cui si era molto dibattuto nei giorni scorsi, quindi il bonus per le vacanze, che è rientrato nel decreto, fino a un massimo di 500 euro da spendere in alberghi e strutture ricettive per le famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro, e poi ancora è stato introdotto ufficialmente il super bonus edilizio per la casa al 110%, insomma tutti potranno ristrutturare la loro abitazione senza spendere un euro, ma cedendo all'impresa o alle banche il credito d'imposta. E poi raddoppiato il bonus babysitter da 600 a 1.200 euro. E poi la scuola, 16.000 nuovi posti per gli insegnanti, in totale quindi saranno 78.000 gli insegnanti di ruolo, 1 miliardo e 400 milioni stanziati in più per università e ricerca, e poi ancora oltre 3 miliardi a favore della sanità. Insomma, queste solo alcune delle numerose voci che sono contenute nel decreto rilancio e di cui vi daremo conto anche nei prossimi giorni. Ecco, mi sembra che ci sia, Denis, anche qualcosa, ho intravisto, sì, allora aspettavo infatti proprio per quanto riguarda lo spettacolo, mi sembra di aver intuito, anche perché l'ha detto pochi minuti fa e quindi stavo preparando per andare in diretta, e quindi sì, allora attendevo infatti che tra questi che dovrebbero avere qualche contributo a parole. È così, perché per coloro che sono iscritti al Fondo Lavoratori dello Spettacolo con almeno 7 giorni di contributi versati arriverà un'indennità di 600 euro anche per aprile e maggio, e poi è stato annunciato un fondo cultura con 50 milioni di euro per il 2020 per promuovere e investire nel patrimonio culturale, e infine sono stati stanziati 150 milioni per il turismo. Questo insomma è quello che ha ufficializzato Conte, poi i nostri esperti in studio potranno ovviamente entrare nel merito di quelle che sono le misure. Perché quando parla il Presidente del Consiglio così nelle dirette, parlano di miliardi, facilmente 10 miliardi, 20 miliardi, poi ti accorgi che passano 2 mesi e non arriva niente a nessuno o a pochi, allora cominci a avere dei dubbi. Speriamo questa volta non sia come la precedente, che i soldi arrivano a chi ha promesso questa sera il governo di darli, me lo auguro davvero di cuore. Allora siamo arrivati proprio al punto, è la prima puntata che faccio per quanto riguarda lo spettacolo, vi ringrazio di nuovo di essere qui. Allora, visto che il mondo dello spettacolo, come tutte le altre attività, sono in grande difficoltà, andiamo a vedere il servizio del mondo dello spettacolo in ginocchio, vediamo. L'emergenza coronavirus sta letteralmente mettendo in ginocchio il mondo dello spettacolo. Lo scoppio della pandemia ha cambiato radicalmente gli scenari per un settore che fa della vicinanza sociale il proprio punto di forza. Concerti e spettacoli dal vivo sono fermi dal 23 febbraio e lo saranno per il momento ancora a tempo indeterminato. Ed è ormai pressoché certo che la stagione estiva, quella più redditizia sotto il profilo della vendita dei biglietti, visti i concerti negli stadi e i festival che radunano ogni anno centinaia di migliaia di persone, sarà quasi del tutto compromessa. Secondo le stime di Assomusica, l'associazione degli organizzatori e produttori di spettacoli di musica dal vivo, fino alla fine di maggio saranno circa 4.200 gli eventi saltati nel nostro paese, mentre alla fine della stagione estiva ammonteranno a circa 350 milioni di euro le perdite per il solo settore del live. A queste però vanno aggiunti i 600 milioni di euro di perdite legate all'indotto generato dai concerti nel nostro paese. E drammatici sono anche i numeri dei posti di lavoro, con 60.000 persone a rischio e al momento senza certezze per il futuro. Zed, azienda
leader del settore nel territorio, solo nei mesi di marzo, aprile e maggio ha rimandato ben 35 eventi live dal vivo, la maggior parte dei quali si sarebbe dovuta tenere al Gran Teatro Geox di Padova e al Gran Teatro Morato di Brescia, con lo spettro di dover spostare anche 2 maxi eventi previsti allo Stadio Ugane a giugno, i concerti di Tiziano Ferro e Cesare Cremonini. E meglio non se la passano i teatri. Lo Stabile del Veneto, che riunisce il Verdi di Padova, il Goldoni di Venezia e il Mario del Monaco di Treviso, ha annullato 58 eventi per un totale potenziale di oltre 41.000 posti non riempiti, in attesa che poi gli spettacoli vengano ricalendarizzati. Dei 64 dipendenti dello Stabile, circa i 2/3 del totale sono in fondo di integrazione salariale, il corrispettivo della cassa integrazione, mentre l'altro terzo è in smart working o effettua orario ridotto. Alla Fenice invece i dipendenti in cassa integrazione tra orchestrali, coro e maestranze sono addirittura 300 e si stimano ad oggi 5,5 milioni di ricavi in meno su un totale da biglietteria di 9,8 milioni di euro previsti dal budget iniziale. E proprio per sostenere la musica e la cultura messe in ginocchio dal Covid-19, da marzo è attiva la campagna nazionale Io rinuncio al rimborso, alla quale hanno aderito la grande maggioranza dei teatri italiani, per invitare gli spettatori in possesso del biglietto di uno spettacolo annullato a non chiederne il rimborso o la sostituzione con un voucher di pari valore per uno spettacolo successivo. Un piccolo sforzo per non affossare ancora di più un settore che sta pagando a caro prezzo la pandemia da coronavirus. Un disastro mi sembra, no? Da questi numeri che abbiamo visto. Prima di iniziare però noi abbiamo collegato Enzo Raise, che è infettivologo e immunologo, già direttore del Dipartimento di Malattie Infettive di Venezia Mestre. Perché? Perché facciamo un panorama completo e li chiediamo a lui, visto che tutte le altre attività stanno ripartendo, quando è che potremmo, se ce lo sa dire ovviamente, però è giusto che lo chiediamo a lui, anche riempire stadi, palazzetti, teatri e tante altre cose che ovviamente la popolazione ne ha bisogno per un diversivo. Allora lo saluto. Buonasera professore. Buonasera. Grazie. Allora io la trattengo un poco. La ringrazio della sua disponibilità, come tutti quelli che intervengono. Allora la domanda è una domanda che sembra banale, però non abbiamo una risposta, credo che difficilmente magari ce la potrà dare anche lei. Però quando è, se tutte le cose vanno bene come dovrebbe, come sembra riescono ad andare, si potrà vedere il Geox, il Teatro Verdi, la Fenice Venezia con la gente dentro? È difficile poterlo dire perché allo stato attuale, secondo i calcoli che abbiamo fatto nella Regione Veneto, la diffusione dell'infezione non supera l'8% della popolazione. Vuol dire che il 92% dei quasi 5 milioni di veneti non ha avuto il contatto con il virus. Questo pone quindi un problema di possibile e quasi sicure riaccensioni dell'infezione, considerando che noi ora siamo la 4ª regione, eravamo la 2ª, e che abbiamo un tasso di mortalità del 7%, cioè persone che muoiono purtroppo facilmente tra i 60 e gli 80 anni. Ora in Italia è circa il 14%. È chiaro che abbiamo un costo quindi sociale notevole, oltre che un costo sanitario, perché costa 1.000 euro un paziente che è in malattie infettive o in pneumologia. Quello quindi che dobbiamo chiederci è di aprire con gradualità e quindi per quello che è stato demandato ai presidenti della regione sulle basi di una serie di criteri. Non ultimo il fatto, cito del caso in Corea, dove una persona che ha frequentato per 4 giorni le discoteche a Seul ha contagiato 120 persone, una sola. Quindi è chiaro che quando parliamo di ristoranti, parliamo di teatri, parliamo di cinema, ci andiamo con i piedi di piombo, perché la possibilità di riaccensione di focolai e quindi poi del tracciamento dei pazienti, perché nessuno di noi sa con chi è vicino al cinema o al teatro, pone un problema di diffusione epidemica notevole. Considerando che per i ristoranti abbiamo messo per le spiagge 4 metri tra un ombrellone e l'altro e 2 metri per i tavolini, quanti metri dobbiamo mettere nei teatri? 1 metro?
Senz'altro è probabile, con mascherina e guanti, sicuro, perché altrimenti c'è la diffusione. Ecco, quando parliamo quindi anche di calcio, di sport, e troviamo un calciatore positivo, si mette in contumacia purtroppo tutta la squadra, perché il tempo di incubazione del virus va in media sui 7 giorni fino ai 14 giorni. Ecco quindi che insomma dobbiamo fare lentamente, è probabile quindi che la riapertura dei teatri possa vedersi verso l'inizio di giugno, è probabile. Ecco, all'inizio di giugno l'apertura dei teatri, quindi, se non ho capito male, ha detto all'inizio di giugno, quindi fra poco. È probabile. Non è mica tanto se fosse l'inizio di giugno, insomma. Naturalmente tiene conto di come andrà l'andamento da lunedì prossimo, quando ci saranno facciamo un ragionamento, professore, facciamo un ragionamento molto costruttivo, anche se è difficile da ragionare, perché abbiamo visto che gli infettologi, immunologi hanno commesso qualche piccolo errore in questi 3 mesi dall'inizio ad oggi, hanno cambiato molte versioni. Detto questo, oggi ovviamente questo virus sta lentamente diminuendo. La domanda mia è: se inizialmente bisogna riprendere la vita normale, l'economia deve riprendere e quindi bisogna imparare a convivere con questo virus, nel fatto specifico dello spettacolo, e quando si potrà, secondo lei ha detto a giugno, però con le distanze dovute, con tante precauzioni, con i protocolli da rispettare, ma è davvero vicino giugno, manca pochissimo, quindi sarebbe davvero una data ideale, da quanto mi sta dicendo lei, la riapertura di teatri e di luoghi dove ci sarà spettacolo, oppure bisogna attendere più avanti? L'ipotesi è quello dell'inizio di giugno, sicuramente, però bisogna tenere conto quello che succederà dal 18 di maggio al 1° di giugno. Se ci saranno dei focolai, come riusciremo a circondarli, a chiuderli, un po' come è successo a Vaux, e tutto questo dipenderà dalla tempestività dell'utilizzo dei tamponi e da come i medici, quindi l'igiene pubblica, riuscirà a circoscrivere il focolaio, considerando fermo lì, professore, prima questo è un virus ad alta infettività. Certo, fermo lì, professore, prima di ritornare e ritorno da un attimo, cosa ne pensate? Se è così, come dice il professore, che è una comunità scientifica, dunque è uno che conosce benissimo una storia da non sottovalutare, a giugno, come dice lui, rispettando le regole, i protocolli che verranno dati, che però nessuno del governo finora ha parlato, come protocolli per quanto riguarda teatri, per quanto riguarda il Gran Teatro Zeo e tanti altri luoghi di spettacolo, sarebbe davvero un successo strepitoso, se è come dice il professore. Ma no, non è vero. Io ringrazio il professore che fa chiarezza e parla di virus perché se ne intende, ma evidentemente di teatro non è proprio il mestiere suo. Io non apro il teatro per 200 persone distanziate. Io non apro il teatro perché io ho dei bilanci, sono soldi pubblici, e se io apro il teatro per 200 persone io mando i miei bilanci al macero. Io non apro il teatro dicendo che gli attori devono uscire con una mascherina, perché intanto penso di non trovarne nessuno disponibile, vero? Quindi non se ne parla neanche. Io apro il teatro quando mi dicono che posso fare teatro. Quindi, fin quando rimaniamo nell'ambito del virus, il professore dice che a giugno il virus perde un po' di carica. Quindi aspetta il vaccino, Bertotto. Ma non so io cosa devo aspettare, io non sono un virologo, io devo far funzionare un teatro. Il teatro con 200 persone, il teatro chiuso con 200 persone e il teatro aperto in quelle condizioni, così come vengono descritte, poi cambieranno idea, sai? Cambieranno idea, perché prima o poi, oltre che i virologi che giustamente devono stare lì dentro, chiameranno anche gente di teatro che spiega, magari al consigliere di Stato che sta scrivendo il decreto, la differenza che passa fra un sipario e un cammello. Ovviamente, d'accordo. Valeria. Sul ragionamento ragionamento del dottor Bertotto sono completamente d'accordo, con l'unica differenza che la mia realtà rappresenta invece quella di un teatro, di una gestione privata, quindi soldi pubblici non ce ne sono, e questo è un problema quindi triplicato, raddoppiato, tra il fatto che
parlare di giugno per noi significa parlare già di un'attività completamente compromessa, perché non sono attività che domani mattina alzi la saracinesca. Qui dobbiamo programmare, dobbiamo prevendere, dobbiamo promuovere, dobbiamo poi riportare sicurezza in un pubblico che in questo momento probabilmente non ne ha più, perché ha paura perché siamo passati anche quasi per untori i posti di grande aggregazione, che sono gli untori che portano male alla collettività, cosa che di fatto a mio avviso non è, perché siamo anche dei grandi esperti di flussi, siamo degli esperti di come gestire il pubblico, conosciamo il nostro cliente, sappiamo la sua provenienza, perché abbiamo i dati del biglietto, sappiamo a che ora arriverà, sappiamo chi è, sappiamo i posti in cui si siederà. Quindi ritengo che parlare adesso di giugno sia un'assurdità, soprattutto per le limitazioni che sono state in questo momento però ipotizzate. È anche vero, Valeria, mi scusi, che se il professore dice giugno vuol dire che la data è vicina, vuol dire che il tempo per riaprire con le dovute garanzie che avete appena detto sarà ottobre, sarà dicembre, però è abbastanza vicino, non è fra un anno o 2 anni, insomma. Fate conto che il professore dice che a giugno si potrebbe iniziare, voi dite no, non succederà questo per i motivi, finisco Bertotto, per i motivi che avete detto, però è anche vero che è speranzioso quello che dice. Io se fossi in voi ho capito che non aprite a giugno, però dico, santo Dio, se un immunologo dice che non potremmo farlo per i motivi che avete spiegato, però magari per Natale posso farlo, ha capito? Questo è il concetto che dico io. Lo vedrei sotto un profilo positivo questo che dice il professore. Sì, è un pensiero che prima o poi si riaprirà, però di certo le dico che nelle nostre intenzioni aprire un teatro da 2600 posti con 200 comprese le maestranze, non ha senso, ma è impossibile, non è attuabile. Certo, e secondo lei? Ma io credo che Ortombina, devo impararlo bene che non sbagli il nome. È molto difficile, capisco, non si preoccupi. No, io credo che semplicemente si siano sbagliati, non può essere che si parli di 200 persone tutto compreso, cioè dai vigili del fuoco fino al primo violino. Questo sembra quasi, scusate, sembra quasi una presa in giro, quindi voglio sperare che come sempre il tempo possa portare tutti coloro che decidono, che godono del mio massimo rispetto, ma però mi sia concesso di dire che fino adesso abbiamo sempre sentito dire non se ne parla prima del 7 dicembre, è inutile che ci giriamo intorno, questo voleva dire, non se ne parla prima dell'inverno o prima del 2021. Ora, il fatto che nelle ultime settimane si sia cominciato, e poi abbiamo visto che il DPCM del 26 aprile, per quel che ci riguarda, è un copia e incolla di quello di marzo, no? Dove noi siamo, e mi scusi professore, io so che lei è una persona colta, ma per favore la smetta di mettere sempre i teatri insieme alle discoteche, per favore. Io ho il massimo rispetto delle discoteche, ma a teatro si va diversamente da come si va in discoteca e come si va allo stadio, ecco. E io, come dire, la prego professore, ecco, lo faccia per noi la prossima volta che ne parla. Però io sono convinto che si arriverà ad una quadra diversa, perché Giampiero ha ragione quando dice se mi costringono a fare questo vuol dire che devo portare i libri in tribunale, ma questo nessuno vuole fare. Io spero che tra appunto i nostri professori che impareranno a distinguere fra il teatro classico e le discoteche, seppure alle volte le discoteche hanno la forma di un'arena, e dopo insomma un pochino più di analisi su ogni situazione, perché poi non si può fare una regola generale per tutto il paese. Mi scusi, sì. Non si può fare una regola generale perché ogni teatro è diverso, ok? La Fenice ha i palchi che sono fatti in un modo che separano automaticamente le persone, gruppi di 2 persone l'uno dall'altro, meglio di come può avvenire in un teatro come il Regio di Torino, che sono 1800 posti, quasi il doppio di noi, ma con tutte file da 36 posti è impossibile. Quindi fare una regola per tutti gli spazi non ha assolutamente senso. Ci devono essere, mi scusi, dei criteri che ognuno di noi poi applicherà e farà i conti con quei criteri. Ecco, io pensavo che la scienza del professore vi fosse d'aiuto, ho capito che non si può aprire il primo giorno, ci mancherebbe, però pensavo che fosse no, però io sono un po' più ottimista di Giampiero, sono un po' più ottimista di Giampiero. Perché sento il professore e poi lo concedo perché abbiamo molti collegamenti. Il professore ha capito, non vogliono aprire a giugno, non si fidano ancora.
No, non è vero, non è vero, professore. Io non ho detto che non mi fido, non è vero. Anzi, io ho detto che mi fido, non che non è vero, non è vero che non vogliamo aprire. Perché un conto è aprire per il pubblico, un conto è aprire per le prove e per tutto quello che c'è da fare. Quindi andare dentro a fare le pulizie. La risposta poi devo concedere il professore. Prego, professore, se vuole. Io mi scuso, non volevo stabilire una correlazione tra teatri e discoteca, ma era solo un dato professore. Epidemiologico, ossia che una persona appunto aveva contagiato 120 persone a Seul, e questo l'abbiamo ricostruito. Ora io sarei più speranzoso degli ospiti, ossia purtroppo capisco i calcoli da un punto di vista economico, però esiste un problema di salute. Il problema di salute è quello della contiguità dei posti, così come avviene per gli aerei, dove si è destinato che alcuni posti non vengono occupati, e così deve essere anche nei teatri. Poi a livello dei palchi sono d'accordo con lei, io la conosco bene la Fenice per averla frequentata e per frequentarla, e anch'io desidero tornarci. Però purtroppo il dato della contagiosità è un dato elevato, questo è un virus altamente contagioso. Senta, e quindi dovete pensare alle nostri dubbi. Professore, prima di congedarlo, al di là di tutto quello che lei ha detto, che ovviamente dovrà essere verificato, rispettato e tant'altro, quando è secondo lei da immunologo davvero si potrà andare a teatro, andare in discoteca, andare allo stadio, vicino all'altro come si faceva 4 mesi fa? Secondo lei che tempo prevede? Oppure bisogna attendere il vaccino per poterlo fare? Bisogna attendere il vaccino, perché questa è un'infezione che si tramanda continuamente, si ridurrà ma non si annullerà, quindi ne parliamo per la fine dell'anno benché vada, altrimenti il prossimo anno. Io credo che il vaccino non venga fuori entro la fine dell'anno, nemmeno per fare un vaccino ci vogliono molti anni. Guardi, io quando faccio questo ragionamento sento sul vaccino i suoi colleghi mi fanno sempre un esempio. L'AIDS quanti anni è che esiste, professore? Mi dica quanti anni? Dall'84. Devono ancora trovare il vaccino? No. Devono ancora trovarlo. Hanno trovato i farmaci per salvare la vita, ma il vaccino non l'hanno ancora trovato. E questa è la storia vera. È così. Per il coronavirus è più facile trovare Auguriamoci il vaccino, che sia più facile, perché è un però virus che non muta, mentre l'HIV, il virus dell'AIDS, muta frequentemente. Mi auguro che non sia come l'HIV e quindi che venga trovato rapidamente, perché se è così, mi dicono tutti gli esperti, ormai mi sono fatto un'esperienza su questo ragionamento, ci vuole tempo, ridurranno, ci sono investimenti, ci sono ricerche, c'è addirittura chi ha messo molti soldi per trovarlo il più presto possibile, però un tempo fisiologico ci vorrà. Speriamo sia quello che ha detto lei. Grazie professore, grazie di essere venuto. Andiamo in pubblicità tra poco.